il gelato. Vabbè, allora ci sentiamo quando andiamo a preparare. Boh, già fai spariare poco. Cosa allo scudo? Allora ci sbagliata casa. Ma la casa è questa. La porta a me di mare. Onna Giulietta, Onna Giulietta, Onna Giulietta. Ma che è? Poi se la ci si muove c'è proprio tutto. Ma che è? Ma chi stai qui? Onna Giulietta. Ah, ma io sono Giulietta chiamato. Sì signore. No, io avevo visto, non batte. È che sto all'oscuro, capito? Non vedo niente. Buonanotte, buon divertimento, buonanotte. All'oscuro? All'osse mamma. Come se fosse detto tenere chi sta in un lupo. Ma posso Don Matteo dire? Giulietta. 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 Dove sta? Giulietta. Giulietta, ma questi non sono scherzi che si fanno. E poi ci rompe tutto cosa. Madonna, ci fate perdere una cosa. Che spizzica che abbiamo fatto stasera? Piuttosto, dimmi da Ruscaia. Che ci ho portato, Giulietta? Una tortiera d'alici, ma che mi ci fatto fare proprio un pozzaglione all'angolo. Un tortano di pane fresco e un fiaschi di vino zagarese, Giulietta. Bravissimo, pure Zagarese. Giulietta, stasera mi fa l'anima la commedia, Galanto, forse stiamoci una cosa e te ma parlana. Io sono subito a te, bellezza mia. E non solo categoria bellezza mia e bellezza tua. Io sono a te, bellezza mia, dimmi. Io voglio sapere perché non si venuti né ieri e né l'altro ieri. Ma Giulietta mia, non sono potuto venire. Sono stato in Giulietta con la febbre. E non mi poteva mandare a dire, ma tu quando dove sei stato? No, e a dove potevo stare? Non sono stato da nessuna parte, te lo giuro. Veramente? Veramente. Ma voi? Giulia, senti, a Giulis, a un certo Don Matteo che sta accadendo. Chi è? Quello padrone di casa Mariucci, che lui è tutto, sta chiamando a parlare. Mo va bene, perché eri tu scuro, non avevo capito chi è. Non è vero. Senti Filippo, io ti ho già aiutato un suono, che mi ha fatto stanotte. Si suona? Io mi ho fatto un suono troppo brutto. Proprio che ti suono, che ti potevi scrivere i numeri. Si capisce, perché tanti votano una combinazione di questa. Comunque Filippo, pare che stai un po' più qualcuno dalla camera e ti stai aspettando. All'improvviso arriva tutta una bella carrozza, ma fai i segni e esci. Una testa in cuore, tutta bianca. Come si è te? Ci sei una dia sposata? Niente. Comunque, quando sei lì nella carrozza, con lui c'è sta pure una nutrice, con un bello cucciolino a braccio, che sa, come fosse stato un battesimo. Ma non è manco un battesimo, Anche a battesimo? no, perché ci servono un sacco di brividi. Brividi? Ma Giulia, ma che imbrugli? Ma che te suonate? È morta, il battesimo, come era? Non è venuta ancora. No. Comunque ci abbiamo per via San Rocco. E arriviamo a Pasta Fina. Là sta una bella trattoria. E tu amma una tavola apparecchiata. Tutto per noi. Ah, c'è lì stasera, Noi ci assettiamo e ci mettiamo a mangiare. Con tutti i primi. No, io prima però sono rimasta a mezzo cimitero a Pisa per No, io pensavo che c'era una mucca da questa a noi. E ci volevano macaroni. No. Comunque, mentre stavano a mangiare, entra sulla signora una faccia nera, con due occhi a fora, pare che si voleva mangiare la mucca.
già. A chi mi punta ci risposti a questa mano giuritta? Uè! Ecco. Bella! E tu chi sì che dici sti parole? Faccio un innamorato mio. Un innamorato tuo. Chi sta mio marito? Io sono moglie. Ah, mogliera! Ah, mogliera! Ma tu mi avevi detto che non sei sposata! Allora mi ingannate! E di tutti i giuramenti che mi fate! Ma come potete fare questo a quella povera figliola? Come potete fare questo a me? Ma che te arriva? Che non si voleva sapere, no? Che te arriva che non veneva a galla! Prima o poi si scopre sempre un scurnacchiato. E già che fatte questo, ha giudicato un curtiello che si è un coppa alla tavola e ha giù fatto zan! Oh! E da qui che la femmina che poi diceva che sei una moglie ha chiamato i guardi e tanto ristrilla, ma tanto ristrilla che mi sono scettata e non faccio un suono come chiudo a finire. Ma voi volete che questa casa va su un anno? No, e come pensa a fare? Che la così è? I numeri come un giocano. No, Giulia, è lui che i numeri faceva. Non è un caso, il suono è troppo complicato, sono troppo biglietti, i brevi, il sangue. Tu che macino, no, lascia stare neanche. Niente, Felipe. Ma tu? Oh, beh. E non ti manda ancora. Ma noi quanto prima saremo marito e moglie. Come sei contenta? Sei contenta? Contentissima. Oh, ci fatto contenta. Oh, mi chiama a Roma, con papà lava. Sta male, così, bella che sono campata e siamo pronta. Pronta? Sì, è una 10 minuti. Questo bollera! Ma c'è sei da forza! Il mondo stanno a brevare, ma no! Sono scemo, prima!